Presidente, nonostante la situazione economica, oggi comunque si è parlato di cose positive, i temi del lavoro, la Regione comunque si sforza a promuovere comunque le scuole per i giovani, i prodotti tipici, si va avanti. Beh, anche oggi è stata una giunta iperproduttiva, visto e considerato che basterebbe citare un argomento per tutti, il nuovo regolamento per il commercio, il che significa dare organizzazione e insediamenti nel territorio, ma anche pensare che la burocrazia non debba fare la parte del leone nel momento in cui si va a realizzare e assumere nuovi cittadini, quindi a creare nuovi posti di lavoro. Venezia, capitale della cultura per il 2019, insomma sembra certa adesso la candidatura al di là delle perplessità del sindaco. Ma per noi è sempre stata certa, però lancio anche un appello affinché il governo cerchi di dirimere anche il contenzioso, perché voglio anche ricordare che ci sono più candidature. Mi chiedo anche che senso ha spendere soldi pubblici, perché poi sono sempre soldi dei cittadini di diverse regioni, per presentare 4, 5 o 6 o non so quanti sono i dossier, per poi avere solo uno che si aggiudicherà in Italia questa partita. Penso che il nord-est, noi abbiamo assolutamente le carte in regola per aggiudicarcela, potrebbe essere un'occasione per decidere e non far spendere i soldi agli altri. Vi dico, sulla convenzione, io penso che sia assolutamente strategica. Non fare la convenzione a livello nazionale, non dar vita alla convenzione, significherebbe decidere di non fare più le riforme. I cittadini si aspettano non solo una nuova legge elettorale, che è quanto mai necessaria, ma anche tutta una serie di riforme a partire dal Senato delle Regioni, il dimezzamento dei parlamentari e molto altro ancora. La convenzione non insediata per noi significa l'inutilità che questo governo continui a vivere. Luca Zaia è sceso in classifica tra i presidenti di regione apprezzati, però sempre sul podio. Ma sono sempre sul podio, siamo sempre lì, diciamo che siamo quasi pari merito, però obiettivamente questi sondaggi lasciano il tempo che trovano. Ho l'impressione che Zingaretti sia stato assolutamente premiato dal fatto che ha appena finito la campagna elettorale. Faccia 3 anni come me e poi vedrà. Non sarà anche per il fratello che ha appena finito Montalbano? Ma è probabile, c'è sempre la pubblicità occulta. È che io non ho nessun fratello e nessuna sorella che si occupa di TV, e questo forse è il mio guaio, mi dovrò attrezzare. Presidente, le conosce le previsioni del tempo di questo fine settimana? Guardate, io penso che a questo punto suggerirei la tecnica del dito: si lecca il dito e si sente se c'è il vento, a questo punto si sa anche se arriva il sole. Penso che in Veneto c'è il sole, dalle altre parti non so, molto probabilmente piove dalle altre parti. Senta, a proposito di weekend, sabato ci sarà il Consiglio nazionale della Lega. Sì. Potrà essere un'altra occasione di scontri o No, io spero proprio di no, insomma, cioè non è che un Consiglio nazionale può avere come unico ordine al giorno i provvedimenti disciplinari. Sono convinto che sabato si parlerà di progettualità politica, dei problemi dei veneti, di come risolverli, visto e considerato che il parterre del Consiglio nazionale è rappresentato dai massimi amministratori del Veneto che si riuniscono lì, e quindi all'interno del partito spero si parli di progettualità, ma non ho motivo di pensare che non sia così. lei ci sarà? Io ci sarò e farò l'impossibile, visto e considerato che ho anche delle inaugurazioni quel sabato mattina, ma farò l'impossibile. Presidente, ieri ha visto il ministro Zanonato, ci racconta un po' come è andata, cosa vi siete detti? Beh, direi un incontro positivo, nel senso che tra istituzioni, fermo restando le nostre diversità di veduta politica e di pensiero e di ideologia a 360 gradi, c'è da dire che tra istituzioni è doverosa la collaborazione e l'interesse dei veneti. Questo è il fil rouge che unisce il nostro incontro. Ho presentato tutta una serie di problemi, di bisogni, di istanze che il Veneto vuole vedere risolti a livello nazionale, sui quali ci aspettiamo delle risposte. Dico anche che c'è stata disponibilità da parte del Ministro di avere proprio una sorta di libro mastro, come l'ho definito io, no? di brogliaccio, di canovaccio sul quale lavorare. Ho fatto un esempio: Porto Tolle a costi zero, sono 2,5 miliardi di opere, la pratica di fatto, il dossier io lo definirei chiuso, 3.000 lavoratori per 5 anni non mi sembra un brutto regalo per i veneti.